La giornata mondiale della terra, quest'anno dedicata alla lotta all'inquinamento da plastica. Le alternative ci sono, scrive su Twitter il premier Paolo Gentiloni. Il servizio è di Felicita Pistilli. In contemporanea in tutto il mondo 1 miliardo di persone, 50.000 organizzazioni in difesa dell'ambiente. A Roma, Villa Borghese si trasforma in un villaggio green che mescola giochi, dibattiti, stand espositivi sotto l'insegna della giornata della terra. C'è lui che con le sue bombolette fissa in un simbolo il senso della manifestazione. Un bambino che guarda verso il futuro, quindi verso gli obiettivi del 2030. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite punta allo sviluppo sostenibile, non un'utopia ma un impegno che fa i conti con numeri drammatici. Innanzitutto la plastica, ogni minuto finisce in mare l'equivalente di un camion pieno, in un anno sono 8 milioni di tonnellate. Una ferita impressa su queste immagini nel Pacifico, galleggia un'isola di plastica grande 3 volte la Francia, quasi un altro continente. La plastica è un'emergenza drammatica, entra nel ciclo alimentare trasformandosi in microplastica nei mari, rovina l'ecosistema in maniera drammatica ed è uno scarto che potremmo tranquillamente valorizzare con l'economia circolare. 2, 1, vai! Ed eccoci tornati in onda, amici di Radio Immaginaria, siamo qui dal Villaggio per la Terra. I ragazzi delle scuole raccontano ai loro coetanei la difesa dell'ambiente spostandosi su una bicicletta a pannelli solari. È la responsabilità dei singoli per un obiettivo comune. Consapevolezza e sensibilizzazione sono infatti le parole d'ordine di questa giornata.